Altro tassello nel piano di rilancio del Cansiglio altopiano tra le province di Belluno, Treviso e Pordenone, in mano alla gestione di Veneto Agricoltura. È stata rinnovata per i prossimi 24 anni la convenzione tra il Golf Club del Cansiglio e Veneto Agricoltura. La firma è stata posta da Margherita Camerin, presidente del Golf, e Paolo Pizzolato, commissario straordinario di Veneto Agricoltura. In programma ci sono una serie di interventi di rinnovo dei fabbricati e miglioramento del territorio. Apparentemente sembrano tanti 24 anni, ma in realtà in una gestione di un club come quello nostro, in montagna, 1000 metri, ma in realtà non sono 1000 metri. La natura del luogo dal punto di vista climatico è pari a un livello di 1600-1800 metri. Dobbiamo fare dei lavori di riqualificazione della clubhouse, metterla a norma. Clubhouse che rimane chiusa per 6 mesi, nei mesi invernali, ma che vorremmo anche in qualche modo adattare per l'utilizzo per l'attività del fondo. Quindi pensiamo anche a questo, quindi non soltanto golf, e questo lo facciamo nei 6 mesi estivi, ma anche ovviamente fondo negli restanti 6 mesi. Quindi ci dobbiamo attrezzare anche in questo senso. D'accordo con Veneto Agricoltura abbiamo un altro piccolo, anzi piccolo grande progetto, quello di creare, noi abbiamo già dei laghetti che sono delle cose fantastiche dove abbiamo delle anatre, se non vengono mangiate dalle volpi, e un piccolo parco nel pieno silenzio di un campo da golf. Ecco, noi vorremmo ampliare questi laghi che possono servire non soltanto dal punto di vista naturalistico, ma anche come bacino al servizio dell'antincendio e dell'innevamento artificiale per il fondo invernale. Quindi sono lavori abbastanza consistenti, dobbiamo fare un nuovo piano di irrigazione perché altrimenti dipendiamo sempre dal buon Dio che ci mandi l'acqua. Ecco. Il Golf Club Cansiglio ha più di 50 anni ed è il secondo golf più vecchio in Veneto, dopo quello del Lido. 18 buche regolamentare, contando che ogni anno sono circa 1 migliaio i golfisti che partecipano alle gare, questo potrebbe rappresentare un'opportunità economica per questo territorio, al quale mancano ancora strutture adeguate alberghiere. Sì, oggi è una firma importantissima perché con il Golf Club si dà vita a un sistema territoriale per cercare di riutilizzare il Cansiglio per quello che effettivamente a livello turistico vale. Una firma con un golf al quale noi abbiamo chiesto di farsi promotore anche all'interno delle scuole per cercare di incentivare, di promuovere questo sport che sembra alla portata di pochi. Invece con prezzi consoni e soprattutto con un adeguamento all'interno delle scuole di determinate convenzioni cercheremo di fare in maniera di trasmettere il bene e la validità di questo sport che verrà messo a disposizione proprio delle scuole di tanti giovani affinché capiscano sia il ruolo dello sport ma anche e soprattutto l'utilizzo del territorio del Cansiglio. Questa è una parte iniziale di una vera e propria strategia territoriale per cercare di rilanciare questa piana. Abbiamo chiesto in questi giorni il nulla osta affinché si possa ottemperare all'affidamento del San Marco, questo albergo purtroppo, questo bradipo fermo immobile da tanti anni che invece porterebbe una ricettività eccezionale all'interno della piana. Abbiamo cercato di trasmettere quello che può essere il successo dell'abbattimento dei vari hangar all'interno di quella che era la caserma Bianchin e il suo riutilizzo per contesto territoriale adibito soprattutto alla ricettività di camper e di parcheggi. Cercheremo di utilizzare soprattutto l'ultimo hangar per trasmettere anche a livello diciamo di ideologia ai ragazzi quello che erano le problematiche della guerra fredda. Tutto un insieme di cose che nell'arco di pochissimi anni dovrebbe trasformare completamente la piana, soprattutto per rivalutarla a livello di recettività. Il fatto di sistemare soprattutto questo San Marco potrebbe comportare che finalmente un vero e proprio autobus di turisti troverebbe anche spazio qui all'interno. Il progetto di rivalorizzazione del Cansiglio trova la condivisione da parte delle amministrazioni comunali. Noi grazie al Presidente Zaia che in un'informativa giunta regionale ha costituito questo tavolo di lavoro, abbiamo già portato avanti una serie di appuntamenti, all'ultimo dei quali ha partecipato anche Veneto Agricoltura come ente gestore dell'area del Cansiglio e sulla base di alcune riflessioni fatte anche assieme a Veneto Agricoltura ci siamo posti delle priorità con una serie di interventi da portare avanti. È chiaro che comunque lo sviluppo di questo territorio deve avere un focus, quindi un obiettivo finale e su questo noi stiamo catalizzando la nostra attenzione.
Riteniamo che questa sia un'area da valorizzare soprattutto dal punto di vista naturalistico sportivo, e in questa direzione porteremo avanti anche una serie di idee di progettualità affinché quest'area sia dotata sia dal punto di vista di strutture ricettive sia dal punto di vista di un'impiantistica sportiva che possa fare in modo che sia soggetti privati sia società sportive possano accedere a questo territorio, che a mio avviso è una delle aree che maggiormente potrebbero essere valorizzate non solamente in provincia di Belluno ma all'interno dell'intera regione Veneto. La realizzazione di questo piano d'area è legata alla risoluzione di un problema che interessa il Cansiglio da anni, il sovrappopolamento dei cervi, che sono proliferati in maniera eccessiva e che causano danni ingenti alle attività, anche dello stesso golf.